L'ANAS, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ormai da anni è impegnata costantemente per contrastare il fenomeno dell'abbandono illecito dei rifiuti, particolarmente diffuso nel territorio agrigentino, in particolare ai margini delle strade statali, dove l'accumulo di spazzatura di ogni genere di oggetti ingombranti crea un serio pericolo alla circolazione stradale. Al riguardo va sottolineato che dal mese di ottobre 2023, con l'entrata in vigore della legge 137, l'abbandono dei rifiuti costituisce un illecito penale non solo per i titolari di imprese o per i responsabili di enti, ma anche per i privati cittadini. Un comportamento illecito di cui l'ANAS è prima vittima, trovandosi costretta a rimuovere diverse tipologie e quantità di rifiuti. Un lavoro che non rientra nelle proprie competenze richiede anche lo spostamento momentaneo di risorse umane dalla consueta e quotidiana attività di gestione della rete stradale. Per tale ragione ANAS impiega quote sempre maggiori del budget che viene messo a disposizione alla struttura territoriale Sicilia, sottraendo fondi destinati alla manutenzione del patrimonio stradale in gestione diretta di ben 3.892 km tra strade statali e autostrade in Sicilia. Con particolare riferimento all'area gestionale di rete che cura la manutenzione delle strade statali dell'Agrigentino, per contrastare questo fenomeno è stato avviato un progetto di videosorveglianza tra il 2020 e il 2022 mediante l'uso di fototrappole. Questi dispositivi hanno permesso non solo di individuare i trasgressori, ma anche di mantenere un buon livello di decoro delle aree monitorate. In linea con le indicazioni emerse durante i vari comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica convocati dal prefetto di Agrigento nell'anno appena trascorso e in considerazione della designazione di Agrigento quale capitale italiana della cultura 2025. Il progetto è attualmente in fase di potenziamento, sono in corso di perfezionamento le procedure di affidamento per l'installazione di sistemi di videosorveglianza più avanzati che consentiranno l'accesso diretto alle immagini riprese dalle telecamere non solo alla sala operativa di ANAS ma anche alle sale operative delle forze dell'ordine territoriali. L'intervento, per un importo complessivo di 260.000 euro, rientra nei fondi della legge di bilancio 2022. A oggi sono state impiegate 25 fototrappole nel territorio agrigentino. Le stesse sono state utilizzate in maniera casuale nelle varie piazzole e pertinenze maggiormente soggette all'abbandono dei rifiuti. Nel 2025 il progetto verrà ampliato aggiungendo nuove postazioni di videosorveglianza fisse.